Un cordiale saluto dalla redazione di Meteo Veneto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e di attivare la campanella delle notifiche. In questi giorni abbiamo assistito al transito di un fronte che tra mercoledì e giovedì ha portato qualche pioviggine in pianura e fiocco di neve attorno ai 1000 metri sulle Prealpi, anche sotto sulle Dolomiti. Continuerà il flusso instabile sull'Europa centro-orientale, temperature che rimarranno leggermente sopra la media del periodo o anche molto sopra, soprattutto al centro-sud, ma nel corso del weekend, a partire da domenica, aria fredda polare riuscirà a intrufolarsi sul centro Europa, causando un brusco calo termico, soprattutto a partire dalla prossima settimana. Intanto domenica vivremo il passaggio di una prima perturbazione, comunque con temperature abbastanza fredde, da far arrivare la neve attorno ai 1000 metri di quota, soprattutto sulle Dolomiti, mentre piogge sulle pianure. Temperature che si manterranno comunque ancora sopra la media del periodo. Non sarà un attacco così freddo come quello che arriverà invece all'inizio della prossima settimana, quando si formerà un vortice di bassa pressione proprio in corrispondenza dell'Italia a causa di una saccatura polare ricolma di aria fredda scesa dalla Groenlandia, che riuscirà a abbracciare l'intera Europa occidentale e meridionale, quando entro metà settimana si porterà anche a ridosso dell'Italia. Infatti il freddo vero e proprio arriverà attorno alla metà della settimana, essendo che inizialmente il freddo vero coinvolgerà soprattutto l'Europa occidentale, soprattutto la Francia, la Spagna, dove qui avremo nevicate fino a quote pianeggianti. Il freddo vero e proprio non riuscirà a sfondare da nord-est, ma bensì da ovest. Questa causerà una mitigazione parziale dello scorrimento di arie fredde. In questo caso comunque le temperature diminuiranno in modo importante, dando la possibilità alla neve di cadere a quote molto basse al nord e su buona parte del centro. Queste prospettive lasciano comunque dedurre che il freddo polare marittimo riuscirà ad abbracciare l'intera penisola. Infatti questa grafica del modello autorevole europeo conferma come l'ingresso d'aria fredda di origine polare marittima riuscirà ad abbracciare anche l'Italia. Le incertezze rimangono molte, al momento non è ancora stata delineata la quota neve, ma sembrerebbe esserci una bassa probabilità di coinvolgimento delle pianure, mentre rimarrebbe alto invece il rischio di nevicate attorno ai rilievi prealpini. Parliamo di quote tra i 500 e 600 metri di altitudine, forse anche più in basso sul nord-ovest. Di questo comunque avremo modo di riparlarne. Seguite i prossimi aggiornamenti, invitiamo a iscrivervi al canale.